Non è bastato alla Nuorese giocare una delle migliori gare stagionali per battere l'Arzachena. Il 2-2 ha lasciato l'amaro in bocca ai verdi-azzurri, che si sono fatti rimontare 2 gol. La Nuorese è partita forte, al 12° Bianchi lancia Cadau che crossa per Alonzi, anticipato da Bracchi. La Nuorese insiste con Veracchi che al 15° salta 2 uomini e serve Alonzi in profondità, ma il portiere ospite esce con i piedi. L'Arzachena si limita a controllare gli attacchi della Nuorese. Al 22° gli ospiti ci provano su punizione con la rosa, ma la palla finisce fuori. Al 24° Tupponi scende sulla sinistra e crossa per Alonzi, che però non riesce a concludere. La Nuorese sfiora l'1-0 al 27°, su punizione Pisanu serve Alonzi che manda fuori di testa. Alla mezz'ora l'Arzachena risponde con Oggiano che di testa su assist di Bracchi su punizione impegna Frasca. La Nuorese passa meritatamente in vantaggio al 35°, Alonzi viene atterrato al limite dell'area, Veracchi serve in area a Bagaglini che di testa insacca. Nella ripresa la Nuorese continua ad attaccare alla ricerca del 2-0, al 7° Veracchi lancia Cadau che crossa per Alonzi che di testa manda fuori. Ruzzito al 9° su un pallonetto di Cadau si supera, la Nuorese insiste, al 10° il portiere dell'Arzachena compie un duplice miracolo su Bianchi e Messina. Il gol è nell'area e la Nuorese realizza il 2-0 con Bianchi che su assist di Veracchi insacca con un tiro a giro al 15°. I verdi-azzurri sprecano il match ball al 18° con Alonzi che è bravo ad approfittare di un errore di Dedola ma non centra la porta. Il pericolo scampato rianima l'Arzachena che fortunatamente trova il gol del 2-1 grazie ad un autogol di Bagaglini su un cross senza pretese di Branischi. L'attaccante polacco al 22° trova poi il gol del 2-2. La Nuorese prova a reagire, al 27° Veracchi imbecca Bezzicheri che in tuffo impegna Ruzzito. Ma l'Arzachena è una squadra velenosa, al 38° Branischi colpisce la traversa e al 44° Sanna sbaglia il gol del 3-2.